Nell'ambito delle celebrazioni del 75° anniversario della fondazione della Repubblica, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha voluto consegnare nel Palazzo di Città, anche se in forma ridotta, le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, che vanno ai cittadini, ai militari, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei servizi nelle carriere civili, militari o attività sociali. Questi premiati: Giuseppe Monreale, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento, l'ispettore di Polizia di Stato Salvatore Iachi, Salvatore Governale, comandante in seconda della Capitaneria di Porto Empedocle, luogotenente Roberto Mangione, in servizio a Lampedusa presso l'ufficio marittimo, Marzio Tuttolomondo, responsabile della protezione civile del Libero Consorzio di Agrigento. Una medaglia d'onore da parte del Capo dello Stato è stata assegnata alla memoria del concittadino narese Calogero Barbara, consegnata al nipote. Come ho detto prima, quest'anno io la sento particolarmente questa circostanza, perché dopo tanto tempo stiamo insieme, abbiamo organizzato questa piccola cerimonia con una rappresentanza che, seppure con numeri contenuti, di persone che veramente hanno dato al Paese qualcosa in più di quello che è il normale lavoro di tutti i giorni. Quindi in questo momento premiare chi si è distinto nelle carriere civili, militari, non perché abbia svolto regolarmente il proprio dovere, ma perché veramente ha fatto qualche cosa di più, di diverso, con spirito di servizio a 360 gradi, è motivo di grande soddisfazione e direi di gioia, di speranza. Ecco, dobbiamo viverle così ora, queste circostanze. Intanto è un premio molto prestigioso e sono davvero contento e onorato di averlo ricevuto. Certamente il mio impegno è stato costante, però è un premio veramente che mi fa veramente onore e forse anche meritato, insomma, nel senso che è davvero un onore ricevere un premio da parte del Presidente della Repubblica. Secondo me un riconoscimento dovuto anche per il mio lavoro e perché ho prestato tanti anni di servizio allo Stato. Ringrazio il Capo dello Stato e tutte le varie autorità. È un riconoscimento importante, naturalmente sono molto emozionato e allo stesso tempo lusingato di questo alto riconoscimento, insomma, da parte del Capo dello Stato. Sono anche, come dire, consapevole di averlo ricevuto immeritatamente, perché non si fa mai abbastanza per ricevere un titolo del genere, per il significato che ha, ma questo sarà di sprono per fare sempre di più e sempre meglio per la collettività. D'altronde è quello che caratterizza me, devo dire, e l'amministrazione a cui appartengo. Per me è un onore e questo lo condivido e lo dedico a tutti i miei colleghi che tutti i giorni in mare, io sono in comando a Lampedusa, si adoperano per il servizio e il bene altrui e quindi non posso che condividerlo con gli altri, perché questa attestazione certamente dà risalto a tutte quelle attività silenziose che si fanno per aiutare chi è nel bisogno e nell'estrema necessità. Secondo me in un anno che è stato difficile per tutti sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento. Devo ringraziare sicuramente il nostro commissario di Pisa che mi ha segnalato e Sua Eccellenza il Prefetto che ha confermato quanto di buono abbiamo fatto in questo anno.